È entrata alle 9:20 la prima vettura al punto tamponi situato alla Zoppas Arena di Conegliano. Grazie al supporto dell'esercito italiano è stato possibile aprire una terza corsia che permetterà nelle prossime giornate di smaltire le lunghe code che si erano formate nei parcheggi del centro sportivo. Un servizio che prende il nome di Operazioni Igea e vede il personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri impiegata sul fronte sanitario a fianco dell'ULSS 2. Oltre a Conegliano, le zone selezionate per questa manovra sono Asolo e Altivole. Allestite le tende e le apparecchiature necessarie, il personale militare ha infatti il compito di agevolare la raccolta dei dati dei pazienti, fare i tamponi attraverso una modalità drive-thru e archiviare i campioni per consegnare in seguito telematicamente i risultati al distretto dell'ULSS 2 che poi si occupa di elaborare l'esito. Nel caso di Conegliano è stato il 7° Reggimento Telecomunicazioni di Padova a gestire la parte logistica, mentre per la parte dei tamponi sono stati assegnati medici dell'esercito e della Marina Militare. La scelta, per loro, è stata quella di dare priorità alle donne in attesa e ai bambini in modo da creare una corsia preferenziale per le fasce più sensibili alle lunghe attese.